Bellissime notizie tifosi azzurri, ma prima iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sulle novità del club più grande d'Italia, Napoli. Osimhen rientra in gruppo. Il report Ultime notizie Napoli, le condizioni di Victor Osimhen ed il report di allenamento odierno. Spunta il sole all'orizzonte in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ritrova finalmente Victor Osimhen. L'attaccante del club partenopeo, dopo i problemi fisici che l'hanno costretto a saltare anche il match di andata contro il Milan in Champions League, è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. Già ieri si era allenato parzialmente in gruppo, ma questa mattina il centravanti nigeriano si è aggregato al resto dei compagni per l'intera sessione di allenamento all'SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno. Le condizioni di Osimhen, le ultime, report del club azzurro, seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie. Ci sarà Osimhen contro il Verona? Le possibilità di vedere Osimhen in campo contro l'Hellas Verona domani alle ore 18 aumentano drasticamente. Con ogni probabilità, però, Spalletti lo farà partire dalla panchina per lanciarlo in campo a gara in corso. Il tecnico toscano, salvo ribaltoni, gli concederà minuti importanti nel secondo tempo per dare continuità al processo di recupero in vista del big match di Champions League contro il Milan. Secondo te, con la presenza del nostro uomo mascherato preferito, abbiamo più probabilità di vincere? Lasciate la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi al canale perché appena avrò novità vi aggiornerò.